Sindaco, inaugurata la sorgente di Calat, cosa rappresenta per Siculiana? Rappresenta il fatto che anche i luoghi più degradati possono diventare luoghi di bellezza. I luoghi non accessibili vengono aperti e vengono offerti a visitatori e turisti attraverso interventi di rigenerazione urbana come questo. La fontana, la sorgente di Calat rappresenta anche l'ultimo punto di arrivo, se vogliamo, del nuovo museo diffuso dello Sposalizio Benedetto che verrà inaugurato a breve, quindi tutta la zona del centro storico prenderà vita e quindi continua l'azione dell'amministrazione in questa direzione, fare della nostra storia, delle nostre radici, dei luoghi che hanno la memoria di questo nostro paese, diventare luoghi di attrazione e soprattutto luoghi capaci di raccontare aneddoti, raccontare anche spazi, scorci molto belli, e quindi vi aspetto a Siculiana con la sorgente di Calat nel prossimo appuntamento, perché Siculiana rientra tra i comuni che aderiscono al Borghi dei Tesori Fest, e quindi 3 fine settimana a partire da giorno 11 maggio fino al 26 Siculiana sarà aperta a visitatori per far vedere le nostre bellezze, e quindi vi aspetto a Siculiana. Inaugurata questa sera a Siculiana la sorgente di Calat, c'è anche il suo contributo? Sì, assolutamente sì, e non solo mio, anche di un mio collega Emanuele Brusca, per quanto riguarda, l'abbiamo fatto insieme, sia la parte decorativa che la parte del modellato, e sono veramente felice di aver partecipato, appunto, a aver dato anche questo contributo artistico a Siculiana. Devo dire che è stato un lavoro molto impegnativo, che a quanto pare anche i risultati sono, diciamo, altrettanto interessanti. Per cui, che dire, grazie a Siculiana di averci dato questa opportunità, e viva Siculiana, che merita veramente tanto. Allora, Sorgente di Calat è un altro tassello importante che si unisce a quello che è il percorso storico che abbiamo progettato insieme al sindaco Peppe Zambito e che sarà fruibile per i turisti a partire dal 10 maggio. È sicuramente un pezzo importante, è qualcosa che è andato a bonificare un'area che era degradata. Ho avuto il piacere e l'onore di realizzare sia questa che tutte le altre illustrazioni del percorso storico. Per il futuro cos'altro organizzerai? Sicuramente stiamo già lavorando e mettendo in atto altri progetti che si spenderanno sia a Siculiana che anche a Siculiana Marina, e spero che continueremo questa bellissima collaborazione, anche perché, essendo siculianese, per me è veramente un privilegio poter lavorare per la mia città, insomma.